Buongiorno, mandi a tutti care aquile. È arrivato ormai il mese di agosto, siamo alle porte del mese di agosto ed eccoci qua per una nuova diretta oramai mensile e per passare velocemente in rassegna anche questa volta quelle che sono le principali ricorrenze friulane di questo mese. Il Friuli davvero non va mai in vacanza, nemmeno nei periodi più caldi dell'estate, perché davvero non possiamo non segnalare, come dire, importanti appuntamenti anche in agosto. E non c'è solo Ferragosto, che in realtà è una delle solennità più importanti di tutto l'anno, nella ricorrenza dell'Assunzione della Madonna, che è come dire, la titolare principale della Basilica Patriarcale di Aquileia. E quindi insomma un riferimento anche nella storia più antica della Chiesa Madre e insomma del patriarcato e di tutte le sue chiese figlie che nei secoli sono state fondate insomma in tutto il territorio friulano. Sin dall'antichità la basilica, sin dalle sue prime consacrazioni, è dedicata alla Madre di Dio e uno dei principali privilegi dell'Immacolata è proprio l'Assunzione, l'ultima consacrazione popponiana il 13 luglio del 1031 conferisce alla Basilica questo titolo che poi nei secoli si allarga su tutto il territorio e troviamo insomma anche in molte altre chiese antiche e importanti, insomma praticamente dappertutto su tutto il Friuli. E non è solo un mese aquileiese, agosto, direi che è invece il più importante mese concordiese, nel senso che la maggioranza degli appuntamenti si trovano radicati nel Friuli occidentale in questo mese di agosto che oramai sta arrivando. E Concordia è la prima figlia della chiesa di Aquileia e sul territorio del Friuli occidentale, dal Livenza al Tagliamento, dai Monti al Mare, come dire, festeggia proprio in agosto alcune tra le sue principali ricorrenze liturgiche proprie. Penso al 3 di agosto, nel quale si fa memoria del rinvenimento delle reliquie di Santo Stefano, che è il protodiacono e il protomartire patrono principale della diocesi del Friuli occidentale. E il titolare della seconda cattedrale di Concordia, che estende, diciamo, la sua protezione a tutta la diocesi. Penso anche all'appuntamento immediatamente successivo del 4 agosto, ovvero sia alla memoria della prima consacrazione della originaria cattedrale di Concordia Sagittaria, da parte di San Cromazio di Aquileia all'incirca nel 389 d.C. San Cromazio di Aquileia è il primo arcivescovo di Aquileia che nella seconda metà del IV secolo consacra la prima cattedrale di Concordia, istituendo diciamo questa diocesi suffraganea, questa chiesa che è la prima figlia di Aquileia, e consacrando anche il primo vescovo locale.
dopo che diciamo sul posto missionari di origine aquileiese avevano provveduto a come dire, a una prima evangelizzazione che giunge a maturazione con come dire, l'organizzazione episcopale locale ad opera di questo grande padre della Chiesa aquileiese, che è anche il padre della Chiesa di Concordia. E, successivamente la diocesi del Friuli occidentale sarà sempre nei secoli, nei millenni potremmo dire, suffraganea prima del patriarcato di Aquileia e poi dal 1751 dell'arcidiocesi di Udine, e solo più recentemente, solamente nel 1818, verrà scorporata, e questo smembramento ferisce l'area ladina e non giova sicuramente al Friuli occidentale, che si trova esposto a una sorta di colonizzazione. Gli stessi provvedimenti del Beato Pio IX relativi all'arcidiocesi di Udine del 1847 non interesseranno il Friuli occidentale, creando una frattura che c'è sempre tempo per riassorbire, ma che, come dire, pone in discussione, se non a rischio, la realtà di un Friuli occidentale che purtroppo, come dire, insomma, nell'ultimo periodo si ritrova esposto a influenze che friulane non sono. Ma la ricorrenza più importante in assoluto, sempre per il Friuli occidentale, ma non solo, direi per tutto il Friuli, ma non solo, direi per tutta l'Europa in realtà, è la ricorrenza liturgica del Beato Padre Marco di Aviano, sacerdote cappuccino, predicatore, salvatore dell'Europa cristiana, dell'impero d'Austria, della civiltà, non solamente friulana, ma direi europea, dai turchi, dalla colonizzazione islamica, che insomma si ricorda il 13 di agosto. La diocesi di Concordia ha dato i natali a questa grande personalità che possiamo definire come il friulano più importante in assoluto in tutti i tempi. Ha davvero fatto la storia, questa grande personalità, insomma, molto importante anche per le Aquile, perché ricordiamo che Aquila del Friuli lo ha eletto a suo patrono principale e ha nel Beato Marco d'Aviano un costante riferimento anche per garantire insomma una ispirazione autenticamente aderente a quelle che sono le nostre radici cristiane. È una personalità poliedrica, complessa, non è solamente contemplativo, è stato uomo d'azione, non è stato solo un grande uomo dello spirito, ma ha inciso anche politicamente e persino militarmente. Insomma, ha fatto letteralmente la storia di tutta l'Europa e ha salvato sostanzialmente la nostra civiltà, diciamo, combattendo l'ultima grande crociata
quale impresa difensiva, ecco, perché le crociate in realtà sono sempre state imprese difensive contro una civiltà sostanzialmente incompatibile che ha sempre cercato di dominarci, imponendoci una visione del mondo che è sostanzialmente incompatibile con la nostra. E, insomma, rievochiamo brevemente la vita di questa grandissima personalità, a partire dai suoi natali nella diocesi di Concordia ad Aviano, ma è un friulano non solamente occidentale, il beato padre Marco di Aviano, in quanto mi sembra importante sottolineare che la sua formazione negli anni della giovinezza avviene a Gorizia, presso come dire, il collegio dei Gesuiti, molto fiorente nel Seicento in città. Quindi, insomma, in realtà è una personalità che cresce in ambito anche asburgico e attenzione, la sua formazione viene curata dai gesuiti quando tale ordine non era, come dire, caratterizzato da quella degenerazione modernista che è un suo problema esclusivamente attuale, ma all'epoca rappresentava quanto di meglio la riforma cattolica aveva da offrire, insomma, quanto a ortodossia militante. Infatti credo che questa formazione abbia lasciato una impronta profonda in quella che poi si è sviluppata come insomma una personalità grandiosa che propiziava miracoli incredibili e che veniva venerato come santo in vita, già in vita, con la gente che si accalcava attorno a lui per strappargli le vesti al fine di ottenerne subito una reliquia quando era ancora vivo. Insomma, per quanto questo santo, più che beato, avesse sempre cercato di evitare queste forme di religiosità popolare che comunque, insomma, a mio modo di vedere, erano significative per testimoniare quale fosse anche il sensus fidei della gente attorno a lui, eh, insomma, ritengo insomma, che fosse chiara la sua santità sin da subito. Ecco. E, insomma, potremmo stare qui ore a parlare della sua vita, insomma, il suo contributo è stato davvero determinante, tutti si ricordano di lui, ovviamente nel contesto grandioso della battaglia e della vittoria di Vienna, della difesa dell'Europa dall'aggressione ottomana. Insomma, nell'organizzazione di questa grande coalizione cristiana a difesa non solamente dell'Austria, ma direi di tutta l'Europa, ma lui amava anzitutto definirsi quale predicatore, quale, come dire, araldo di conversione. È l'apostolo della misericordia che tuttavia chiedeva conversione attraverso l'atto di dolore perfetto, che è sostanzialmente il suo manifesto spirituale e che, come dire, rappresenta, come dire, la summa del suo insegnamento, un insegnamento schietto che comunque invitava
anzitutto i popoli europei a un'autentica conversione, alla riscoperta delle proprie radici nella verità, ecco, nella verità, perché la carità, la misericordia si deve sempre accompagnare alla verità. Ecco, questo è fondamentale. E, l'ho già fatta troppo lunga. Per concludere, passo a segnalarvi quelle che sono due pubblicazioni sul Beato Marco di Aviano. Questa è una biografia, è sostanzialmente la biografia ufficiale del Beato. Don Marcello Bellina è l'autore di Padre Marco d'Aviano, il Beato che salvò l'Europa. È un bel libro, fra l'altro recentemente rieditato in una seconda edizione riveduta, corretta, ampliata e ulteriormente migliorata dall'importante casa edite friulana, nostrana, Edizioni Segno di Tavagnacco, che mi sento di raccomandare caldamente anche in considerazione del suo contributo culturale